anche al successivo intervento di Pierpaolo Campostrini, che è il direttore del consorzio per il coordinamento delle ricerche del sistema lagunare, che si parlerà della salvaguardia della laguna, tutela del centro storico, sviluppo della portualità, una convivenza possibile. Quel punto di domanda, quel punto esclamativo. Quel punto esclamativo, caro Presidente. Buongiorno, buonasera a tutti e grazie dell'invito, che sono particolarmente felice di onorare in questa sala. Sono socio di questo Ateneo, sono anche iscritto all'ordine e quindi sono particolarmente felice di essere qui con voi per ragionare insieme con molta libertà su alcuni argomenti. L'introduzione degli argomenti precedenti, io ho visto che venivo dopo Marco e dopo gli altri interventi e cerco di allargare un pochettino il discorso che è stato fatto in precedenza, perché oggi è il 4 novembre, non possiamo dimenticare quello che è successo ormai 56 anni fa e la risposta che gli ha dato lo Stato, no? Quindi è il fatto che il problema di Venezia sia il preminente interesse nazionale, e questa legge del 73 fu una legge davvero antesignana, anche di quelle di una legislazione moderna, mettendo insieme la salvaguardia fisica, la salvaguardia ambientale e la salvaguardia socio-economica, la vitalizzazione della città. In fondo, pensando appunto a molti anni fa, è una legge molto moderna, che chiama la cooperazione a diversi livelli delle amministrazioni coinvolte, quindi multi-level governance si direbbe, Stato, regioni e enti locali, e nel comitato di indirizzo, di coordinamento e controllo delle attività di salvaguardia pone l'organo principale. La salvaguardia fisica, questo l'ha detto prima Marco, il MOSE è in operazione dal 3 ottobre del 20. Questa è una foto che ho fatto qualche settimana dopo un altro intervento e si vede come funziona bene, no? Contrariamente ai vari gufi o profeti di sventura che vedevano, quasi speravano che non funzionasse. Però la salvaguardia fisica è anche quella che avviene in città, che si porta immediatamente il problema alla quale quota di gestione nella chiusura del MOSE, sapendo che a 85 centimetri lo scenario della Piazza San Marco è quello che è nella foto, che vede un po' di persone che stanno tentando di camminare in mezzo all'acqua verso il centro della piazza, e già verso la chiesa si arriva alla completamente allagata alla passerella. E se noi andiamo poi a vedere quello che succede a 110 centimetri, il rosso significa allagamento, no? Sono molte la viabilità per andare, questa l'ho fatta una volta che dovevo andare all'ufficio dell'Accademia, per andare all'Accademia esattamente a 110 centimetri non si riusciva ad arrivare. Quindi la quota di gestione è importante anche per la salvaguardia della città, quindi qualcosa appunto quello che succede alle insule facciamo. Quindi quello che è successo oggi, che è stato detto da Marco prima, è graficato da questi dati. Quella rossa è il livello misurato alla diga sud, quella blu è una piattaforma del CNR che è in centro, un po' fuori dalla costa, 8 km fuori dalla costa, e quella in giallo è quella del punto della salute. Il MOSE è stato chiuso circa 5 ore, questo anche rispetto ai traffici portuali, ovviamente non sono solo 5 ore, devono ben prima, no, a fermarsi, e per ogni volta che è annunciata la chiusura, no? Quindi la reale chiusura del porto non è solamente la chiusura del MOSE, ma è di più, e quindi è stato fatto notare come la ottimizzazione di questa quota passiva in cui la città è difesa e la quota attiva nella quale entra il MOSE deve essere tenuta per i motivi anche dell'accessibilità portuale, oltre a quelli ambientali e morfologici che ci sono, perché non solo poi la morfologia soffre, ovviamente soffre il respiro della laguna con il mare, dell'acqua ossigenata che entra durante le alte maree e esce quella con meno ossigeno, diciamo meno pulita,
viene interrotto questo respiro della laguna, dovrebbe essere interrotto il periodo minore possibile. Però evidentemente la produzione della città ha senso, perché adesso, prima del 19 c'è stato l'ottobre 18, che non è stata una cosa simpatica. In quel momento io ero anche responsabile della manutenzione della Basilica di San Marco e qualche brivido c'era venuto, ed è per questo che la Procuratoria di San Marco, ancora prima del 19, del novembre 19, siamo questo progetto che era stato fatto, diciamo, subito dopo il 18, quindi probabilmente i primi mesi del 19, e c'è scritto là in piccolo: proposta una soluzione immediata e reversibile, che è quella che solo adesso, oggi poteva essere il primo giorno in cui c'era una prova funzionale, per fortuna non è stata nemmeno necessaria perché il Mose ha chiuso a una quota più bassa, però la barriera di vetro attorno alla Basilica corrisponde al terzo livello di protezione, la protezione monumentale, quindi c'è una protezione di laguna, una protezione di insula e una protezione monumentale che in alcuni casi è del tutto opportuna. Purtroppo qua i tempi non sono stati quelli che avevamo sperato. Abbiamo però comunque la consapevolezza che un po' di ritardo, si è visto che poi il progetto effettivamente poteva essere messo in qualche mese, ovviamente mese di lavoro, non di cantiere aperto. No? I cantieri sono aperti, ma sono stati un po' lentini nel finire. La salvaguardia ambientale non riguarda solo Venezia, ma si richiama, secondo la legge speciale, intendo, riguarda il sistema lagunare che è formato da bacino scolante, laguna e mare, no? Quindi mare antistante. Il bacino scolante è stato che è questa parte di salvaguardia ambientale di competenza regionale, molti interventi sono stati fatti, però anche qua in questo caso c'è qualche intervento ancora da fare, da completare, in particolare nella zona di Marghera. Dobbiamo capire anche l'eterogeneità di questi sistemi, no? Quindi, e degli ecosistemi connessi che realizzano anche qui una specie di mosaico di ecosistemi con caratteristiche molto eterogenee tra loro, per cui non si può guardare a queste cose senza andare in alcuni dettagli. L'habitat lagunare è importante, le balene non hanno solamente diciamo, lo scopo del paesaggio, della bellezza o addirittura della cattura di CO2, ma sono sedi di habitat preziosissimi, anche perché sono sempre meno diffusi. Le cosiddette aree umide, che sono la zona dove sostano gli uccelli migratori dal nord Europa verso l'Africa, sono sempre minori in Europa, e quindi rende ancora più preziosi questi luoghi. Ad esempio, per l'appunto la fauna ornitica, la laguna di Venezia è una delle zone internazionali riconosciute con importanza per gli uccelli proprio per questa sua caratteristica, ma gli uccelli sono alla cima di una catena alimentare, e la loro presenza mostra quanto buono è tutto quegli elementi, una specie di piramide che si vede da cima, ma evidentemente deve avere tutti gli elementi per poter essere sana. E quindi la flora, la fauna, la microfauna, è una biodiversità molto peculiare quella della laguna di Venezia, che non si misura in termini di numerosità di specie solamente, ma proprio nella sua caratteristica di collegamento di una specie con l'altra nella catena alimentare e funzionale ecologica, che permette di mantenere tutto insieme. La sostenibilità quindi è anche un rispetto dei dinamismi di questa natura, dei gradienti, delle differenze che ci sono e che vanno sempre meglio conosciuti per poterli difendere. E quindi la laguna è un ecosistema di transizione, adesso qui che la accomuna, pur essendo unica in certi aspetti, si conoscono questi ecosistemi, sono stati riconosciuti a livello europeo, internazionale, non solo dagli aspetti dagli studiosi, ma anche nelle leggi che proteggono le leggi europee ambientali che proteggono i vari diversi ambienti.
Ed è certo che la laguna di Venezia, così come la conosciamo oggi, è il risultato di una modellazione antropica secolare, perché in fondo costruire una città dentro una laguna è proprio il posto sbagliato, che non si dovrebbe, nessuno si metterebbe oggi a dare un'autorizzazione di costruire una città dentro una laguna se ci fosse una laguna pristina. Soltanto che l'abbiamo fatto questo sbaglio, l'hanno fatto i nostri predecessori 1600 anni fa e forse per fortuna che l'hanno fatto. Però l'adattamento continuo la rende un ecosistema antropico che si è formato lungo il tempo, richiedendo costanti mediazioni tra i processi naturali e quelli artificiali. Quindi non è un elemento, non è una piscina fatta di cemento e di piastrelle, no? In cui qualcuno ci mette l'acqua, completamente artificiale. È in qualche cosa di molto complicato, ma però anche molto bello, no? Quindi è in qualche modo un prodotto paradigmatico, come abbiamo detto, dell'antropocene, dell'era in cui viviamo oggi. L'effetto del cambiamento del clima e la chiusura del Mose l'ha mostrato in una prospettiva diversa Marco Marani prima, quindi non mi soffermo, ma noi sappiamo che appunto potrebbe essere più veloce o più o meno veloce rispetto al nostro comportamento, rispetto al rispetto dei trattati globali che noi speriamo avvengano, limitando le emissioni, facendo tutte quelle azioni, quegli accordi delle cooperative che purtroppo poi a livello mondiale avvengono. Noi potremmo avere questi scenari tra il 2050 e il 2060, ma quando superiamo i 2 mesi di chiusura, dal 2050 al 2100, ma quando superiamo i 2 mesi di chiusura, come diceva Marco, bisogna passare a qualcosa di diverso. Poi, oltre agli aspetti della morfologia, le chiusure influenzano anche quelli che sono i tempi di residenza, no? Come dicevo prima, questo respiro, questa è la situazione attuale, la laguna è diversa anche perché i tempi di residenza sono differenti. Quindi verso le bocche di porto ovviamente lo scambio dell'acqua è continuo, verso i bordi della laguna ci mette anche 30 giorni, questo vale per l'acqua, in generale anche vale per gli inquinanti che magari sono nell'acqua, no? Quindi è più difficile svuotare delle zone più distanti o più remote e ovviamente se noi cominciamo a restringere queste bocche temporalmente, chiudendole, il cambio dell'acqua aumenta più lento. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo proposto, anche in quelle ricerche che citava il collega precedentemente, di cambiare anche il nostro sistema in cui osserviamo gli effetti, quello che avviene in laguna, perché dobbiamo guardare le cose diverse, perché adesso abbiamo una laguna diversa, abbiamo una laguna regolata, non è più una laguna aperta. Dobbiamo rivedere il sistema di misurazione, dobbiamo farlo con molta attenzione, perché quel cambiamento, arrivare ai 50 cm in più, avverrà un po' alla volta e siamo quindi in una fase di apprendimento. Cioè, dobbiamo usare queste decadi da qui appunto al 2050, quindi dovremo cambiare, non solo dovremo pensare già adesso cosa succede, ma dobbiamo anche imparare a capire cosa sta succedendo, cominciando a vedere le cose che avvengono poco, un po' alla volta, un po' piccole, per poter riuscire ad avere mantenere insieme quelle risorse, quelle funzioni ecologiche e cercare di rendere sostenibili le risorse delle attività antropiche, le molte attività antropiche che si svolgono in laguna, che vogliamo continuare ad avere, non vogliamo, il lockdown non è la nostra prospettiva, l'abbiamo subito, non è che ci è piaciuto, non è che noi dobbiamo pensare di espellere i cittadini dalla città, farla morire e renderla un museo, no? Per renderla solamente teoricamente, ambientalmente, anche perché non sarebbe possibile. Quindi è un sistema di coevoluzione che deve essere gestito. Sono già 2 anni che sono passati da quando il Parlamento ha approvato una legge che nominava un ente gestore nuovo, ma questo ente gestore non si vede. Comunque chi sia questo ente gestore, qualunque esso sia, dovrà mettere uno dei primi scopi che i primi problemi che dovrà affrontare, perché sono delle cose che stanno accadendo, è di garantire un sistema osservativo efficiente della laguna di Venezia, preciso,
che sia in grado di segnalare le anomalie, di ragionare sulle criticità, vedere quali possono essere le mitigazioni a breve e lungo termine e misurare l'efficacia delle misure. Stiamo andando verso qualche cosa che non sappiamo, no? Prima laguna regolata grande che abbiamo sul pianeta, quindi dobbiamo imparare, abbiamo, grazie a Dio, abbiamo le modellazioni matematiche, abbiamo molta scienza che è stata fatta, però senza la verifica sperimentale, la misura anche i modelli, no, come sa bene Marco, non possono funzionare. I modelli si evolvono, se sono validati, possono essere approfonditi, le osservazioni nella scienza rimangono sempre la cosa più importante. La morfologia è la sede degli habitat lagunari. Vi porto forse un paio di slide sono ripetute rispetto a quello che ha detto Marco, ma arrivo poi, partendo dalle sedi di condividazione, arrivo a dei discorsi un po' generali. Questa è la fotografia aerea di quello che c'era nel 55 e di quello che c'era neanche oggi, per ormai qualche anno fa. E le principali cause e gli effetti del degrado morfologico sono quelle che sono stati segnalati: l'aumento del livello del mare, le diversioni subfluviali, la modifica delle bocche di porto, la realizzazione dei canali artificiali e il moto ondoso da navi natanti, che si è introdotto solo più recentemente, quando nella diffusione delle navi e delle barche a propulsione da motore. E quindi gli effetti sono la necessità continua di dragaggio dei canali di navigazione, perché l'avete visto, cioè che non viene depositato e quindi per permettere la navigazione bisogna scavare. L'approfondimento e l'appiattimento della laguna, la banalizzazione delle forme morfologiche, andiamo verso una grande baia se non facciamo niente. Questo ovviamente porta dei fenomeni che poi sono ricorsivi, cioè l'aumento del fetch, della lunghezza libera del vento e quindi dell'energia delle onde da vento. Tutto questo porta alla perdita di questo habitat intertidale così prezioso e così importante per il mantenimento della biodiversità di cui parlavo prima. Questo l'abbiamo visto, cosa succede se non facciamo niente? No, il problema non è che avendo cominciato a modificarla 500 anni fa la laguna, non è che possiamo dire vabbè, se non facciamo niente, l'opzione zero qual è? Non far niente. Non far niente, l'ha detto Marco meglio di me prima, porta a continuare il degrado. Qui anche questa è la foto che aveva mostrato lì prima, quindi teniamo conto degli strumenti che abbiamo. Gli strumenti che abbiamo sono i vari sistemi di pianificazione che derivano in parte da direttive europee, ovviamente entrate nel nostro ordinamento come leggi, quindi che dobbiamo obbligatoriamente fare. Queste sono quelle per la conservazione della natura. L'Europa la sta riscrivendo, quindi la riscriveremo anche noi, ma la sta precisando, non la sta abolendo. Quella per le acque. Abbiamo anche delle abbiamo avuto dei temori che venissero non rispettate, benissimo, le procedure di infrazione per il discorso del Mose è stata chiusa con degli impegni che ha preso lo Stato italiano per chiudere quella procedura di infrazione europea rispetto ai possibili mancati rispetti delle direttive. E quindi tutto questo necessita di un piano per il recupero morfologico ambientale, perché ce lo chiede, perché ci siamo impegnati a farlo, perché ce lo chiedono le direttive, ed è quella che chiede anche la legge speciale per Venezia, di dotarsi di non fare degli interventi a caso, ma farne collegati su un piano. Comunque sia, piano o non piano, bisogna fare gli interventi, non è che il piano sia la mia persona, anche se abbiamo lavorato senza costruito per 15 anni, sia la mia passione. La mia passione sarebbe fare gli interventi, vederli fatti, per contrastare e ridurre l'erosione delle forme lagunari, per il ripristino e la conservazione dell'ecosistema, attuando quella che si chiama transizione ecologica, avendo la possibilità di avere attività economiche da un lato, la protezione e il recupero della morfologia e della qualità ambientale della laguna dall'altro. Le due cose stranamente vanno insieme. Abbiamo una cosa possibile, è facile. In altri casi è più difficile. In questo caso qui, mettere insieme le esigenze della natura con le esigenze dell'economia vanno insieme.
Quindi possiamo recuperare i processi geomorfologici lavorando con la natura. Non dobbiamo tornare a uno stato precedente, quello che comunque è effimero e che comunque sarebbe astorico pensare di ripristinare come tale, ma dobbiamo mantenere i servizi ecosistemici tipici degli ambienti lagunari. Sappiamo che il passaggio delle navi non fa benissimo alla morfologia lagunare, perché sono aggeggi grandi che spostano acqua, gli effetti sono stati descritti, sono stati studiati, e quindi vabbè, c'è un problema, diceva qualcuno, i problemi ci sono solo se ci sono le soluzioni. Beh, abbiamo anche le soluzioni. L'ha mostrate Marco prima. Le strutture morfologiche per limitare il trasporto di sedimenti verso la navigazione non sono muri, non sono strutture che è possibile da fare, non si fanno con l'oro, si fanno con i sedimenti lagunari, con gli stessi sedimenti che abbiamo in laguna e che possono essere spostati al fine di realizzare quello che forse sarebbe stato dovuto realizzare già negli anni 64, perché si scava un canale e si fanno anche le sponde dei canali. Non ne sono state fatte le sponde, errore. Le facciamo adesso, come? Secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica, facendo delle cose che servono ai servizi ecosistemici. Adesso qua c'è una specie di rendering, fate finta che il piano non individua i progetti delle barene, ma non sono cose brutte, sono cose che si troverebbero nel paesaggio lagunare e che si trovavano probabilmente in modalità diverse, evidentemente non nella stessa posizione, quando la laguna aveva maggiormente barene di quelle che ci sono oggi. Su queste barene ci possono stare gli uccelli, ci possono stare i granchi, ci possono stare tutte quelle forme che permettono, e sono anche dei sequestratori di carbonio in sovrappiù, quindi contribuiscono anche persino alla mitigazione dei cambiamenti globali. La gestione dei sedimenti però bisogna fare, si devono usare i sedimenti della laguna. Attualmente, come tutti sanno, in questa sala credo fino adesso diciamo, si è seguito quel protocollo fanghi che è stato sottoscritto nel 1993 per sopperire a un problema che riguardava i fanghi della città di Venezia, in realtà, quello si chiama fanghi e non sedimenti. I criteri di classificazione sono superati anche in senso, perché non tengono solo per conto di alcune sostanze e non di altre, quindi non è vero che si sta meglio se si segue il protocollo fanghi e si pensa di abbassare l'asticella, ma soltanto con quella asticella è un'asticella stupida perché non tiene conto delle cose magari più pericolose però impedisce l'utilizzo del 97% dei fanghi della laguna di Venezia. Abbiamo evidenze sperimentali che invece dicono che una buona parte dei fanghi di classe B hanno un rischio ecologico che è pressoché analogo a quello dei fanghi di classe A. Basterebbe questa evidenza, non si parla di ingegneria, si parla di chimica, non si parla di ingegneria idraulica, ma si parla forse di ingegneria chimica, ma insomma basterebbe questa evidenza per far convincere, così l'ho tentato di fare. Qua entro su un tema temporale, non è che queste cose le diciamo, le abbiamo dette ieri, sono conoscenze che si sanno da molto tempo e che le amministrazioni hanno cominciato ad aprire una conferenza di servizi 2016, che era già un po' tardi, però abbiamo già il tavolo tecnico stato costituito, si sono trovati 20 persone, riunioni infinite, documento pronto, 19 febbraio 20, con un po' di ritardo, però pronto. Da adesso, da quel momento, non sappiamo più niente, nel senso che l'approvazione di un nuovo protocollo non c'è e quindi anche se domani dobbiamo scavare, abbiamo anche l'autorizzazione per farlo con nuovi decreti, non sappiamo dove mettere i fanghi. Se non abbiamo il protocollo, la tradizione ecologica della laguna di Venezia ce lo scordiamo. Se si parla di degrado, e sono arrivato alla fine, il tempo non è una variabile indipendente. Questo vale sia per i fanghi di San Marco, quelle sono le colonne, e quelle due non le abbiamo sostituite, quelle piccoline, quelle altre ancora no. Il degrado continua, cioè non è che il tempo, le azioni con il degrado, farle oggi o farle domani è la stessa cosa, no? Il degrado nel frattempo è continuato, l'ha detto Marco, ci sono stati
eravamo pronti con le soluzioni nel 2008, nel frattempo abbiamo perso 5 milioni di metri cubi. Quante colonne dobbiamo perdere se mandavamo ancora altri 3 anni per fare la barriera, per impedire che l'acqua salata vada a disgregare i marmi in cui non c'è più quella cava lì del marmo verde di Tessalonica è esaurita. Il degrado è quindi tutti coloro che dicono ci vuole ben altro sono dei falsi paradigmi della cultura dell'ambiente, perché in realtà sono difensori del degrado che auspicano rimanga tale per mettere in luce se stessi. Queste persone, ne abbiamo troppe in città, queste persone si accoppiano spesso con quelli che sono tutto loro, so tutto io. Allora, il signor ci vuole ben altro, che è stata la critica che ha ricevuto il piano morfologico, probabilmente si è sposato con il signore so tutto io. Questo vuol dire che nel frattempo abbiamo perso un altro anno, perché il provveditorato aveva approvato nel comitato tecnico amministrativo il piano morfologico nel dicembre dell'anno scorso, abbiamo perso un altro anno passato, altri 600.000 metri cubi persi. Quindi può darsi che il piano morfologico poteva anche essere meglio, lo faceva probabilmente qualcuno del Ministero dell'Ambiente, l'avrebbe fatto meglio di noi. Però nel frattempo abbiamo perso 600.000 metri cubi. Quindi questa è l'equazione che volevo presentare, che forse si capisce, no? Cioè, quelli che pensavano in Mose volevano strozzare in maniera permanente le bocche di porto, in modo tale che le navi non entrassero. Il no Mose più no nave, più no piano, più no protocollo, hanno come conseguenza il no porto. Lo dicono chiaramente che non si vuole il porto, però io dico anche che non volendo il porto non si ha in questo caso nemmeno la laguna. Cioè se non si costruiscono quelle strutture morfologiche sui canali, se si costruiscono si fa il bene della laguna e anche del porto. Se non si costruiscono si fa il male del porto e il male della laguna. Abbiamo bisogno di Cicerone, che a un certo punto nella sua Catilinaria dice ma fino a quanto abuserai, Catilina, della pazienza nostra? Ecco, io sarei anche così, avrei bisogno di Cicerone che lo dicesse anche oggi. Grazie per l'attenzione.